Si è spenta dopo 9 giorni d'agonia Liliana Ferraboschi, l'anziana ricoverata all'ospedale Cafoncello dallo scorso 5 settembre, quando l'appartamento di Mogliano, nel quale l'89enne viveva con il marito, è stato devastato da un pauroso incendio seguito da un'esplosione. Le ustioni e soprattutto l'intossicazione da fumo non le hanno lasciato scampo. Il marito è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. Il rogo era divampato all'ora di pranzo, molto probabilmente da un fornelletto da campeggio. Le fiamme si erano rapidamente diffuse dall'abitazione e poi una violenta esplosione aveva squarciato il quartiere. Una bomba, siamo scappati subito. Alla botta ho sentito una bomba, tutti i vetri nel terrazzo che sono scappata via con la porta aperta, sono distrutta, tanto fumo. Fiamme, tutto, perché mi sono tremati i vetri. Ferite nell'incendio anche altre 2 persone, un musicista ferito in strada da una scheggia proiettata all'esterno dall'esplosione ed un vigile del fuoco che, soccorrendo gli anziani, si era tolto la maschera d'ossigeno offrendola proprio alla donna. Un gesto di generosità che purtroppo non è riuscito a salvare la vita all'anziana.